Accolto l'appello del presidente dell'AICA Nobile per un tavolo tecnico con la regione Siciliacque per discutere delle tante criticità del servizio idrico in provincia. Aggiudicati dal comune di Agrigento i lavori di manutenzione straordinaria per la strada Mosella che collega la SS 640 con la 115, lavori per oltre 3 milioni di euro. I carabinieri di Palma di Montechiaro arrestano un individuo per molestia alla moglie. I poliziotti della Volante arrestano un uomo trovato in possesso di droga e di denaro proventi dell'attività di spaccio in zona campo sportivo ad Agrigento. Intervista al dottor Giuseppe Gramaglia, primario di Peratia, sulla situazione del reparto a causa del virus dell'influenza. Al via le iscrizioni al nuovo anno scolastico, l'offerta formativa al Gallo di Agrigento. Presentato ufficialmente il nuovo allenatore del Castrum Favara, Pietro Infantino, che riprende la guida della squadra. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi, giovedì 15 gennaio. A seguito della richiesta fatta da AICA per un tavolo tecnico con la regione siciliana e Siciliacque, lo stesso sarà convocato per il prossimo 20 gennaio per discutere delle tante criticità emesse nel rapporto con l'azienda che gestisce il servizio in Sicilia. Il servizio. L'AICA di Agrigento esprime apprezzamento e ringraziamento al Presidente della Regione Schifani e all'assessore all'energia Colianni per la tempestiva attenzione e la sensibilità istituzionale dimostrate rispetto alle tante criticità segnalate da AICA in merito ai rapporti con Siciliacque. A seguito infatti della formale richiesta avanzata dall'azienda idrica agrigentina e delle preoccupazioni rappresentate a tutela del servizio idrico e delle comunità servite, puntualmente riscontrate dalla Presidenza della Regione, la stessa ha sollecitato l'attivazione di un tavolo tecnico di confronto prontamente convocato dall'assessorato competente per il prossimo 20 gennaio coinvolgendo i soggetti interessati. Si tratta di un segnale importante, ha dichiarato il presidente del CDA di AICA Danila Nobile, che conferma ancora una volta l'attenzione concreta del presidente Schifani e dell'assessore Colianni verso il territorio agrigentino, verso un servizio pubblico essenziale come quello idrico. Quando le istituzioni dialogano con trasparenza e senso di responsabilità, i problemi possono e devono essere affrontati nelle sedi opportune. L'AICA ha sempre operato e continuerà ad operare nel rispetto della legalità e della leale collaborazione istituzionale e della tutela dell'interesse pubblico con l'obiettivo prioritario di garantire continuità, sicurezza e sostenibilità al servizio idrico in una provincia che ha già pagato un prezzo altissimo in termini di criticità infrastrutturali e gestionali. Il tavolo tecnico, afferma la Nobile, rappresenta un passaggio decisivo per affrontare in modo complessivo e strutturato le problematiche esistenti, superando approcci unilaterali e ricostruzioni parziali e per individuare soluzioni condivise che assicurano stabilità economico-finanziaria alle comunità servite. L'AICA pertanto confida che nel pieno esercizio del ruolo di garanzia e indirizzo della regione siciliana il confronto possa svolgersi in un clima costruttivo, responsabile nell'interesse dei cittadini, dei comuni soci e dell'intero sistema idrico regionale. E l'assessore ai lavori pubblici del comune di Agrigento, Gerlando Principato, comunica l'aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione straordinaria della strada Mosella, un'arteria strategica che collega la strada statale 640 alla 115, che per troppo tempo ha presentato criticità in termini di sicurezza e funzionalità. Circa 3 milioni l'importo dei lavori previsto, che saranno completati entro un anno dall'aggiudicazione. L'approfondimento. L'assessore ai lavori pubblici del comune di Agrigento, Gerlando Principato, comunica che il dirigente del settore sesso, l'ingegnere Aveni, ha disposto l'aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione straordinaria della strada Mosella. Si conclude così una procedura avviata con l'apertura delle offerte avvenuta lo scorso 23 dicembre su un importo a base d'asta di oltre 3 milioni di euro con costi di manodopera pari a 474.000 euro,
con un ribasso pari a 69.517,46 euro nel pieno rispetto della normativa vigente. L'aggiudicazione definitiva rappresenta il passaggio più concreto e atteso delle risorse finanziate. Dalla progettazione esecutiva si passa finalmente alla realizzazione dell'opera, un'arteria strategica che collega la strada statale 640 alla strada statale 115, che per troppo tempo ha presentato varie criticità in termini di sicurezza e funzionalità. Il tempo contrattuale previsto per l'esecuzione dei lavori è di circa un anno, comprensivi delle attività necessarie alla completa dismissione del cantiere, mentre il termine complessivo per il collaudo dell'opera è fissato in ulteriori 90 giorni, secondo quanto previsto dal progetto e dal capitolato. Gli interventi previsti consentiranno il ripristino della sede stradale, il rifacimento del manto bituminoso, la sostituzione dei giunti di dilatazione sui viadotti, delle barriere di sicurezza, il risanamento delle strutture in cemento armato, oltre che al miglioramento della segnaletica e delle condizioni di sicurezza della strada. Questo risultato è il frutto di un lavoro di una squadra in serio e continuo programmazione politica, alla progettazione tecnica fino alla gestione puntuale delle procedure di gara da parte dei vari uffici comunali. Un ringraziamento va al RUP, ingegnere Triassi, all'ingegnere Alberto Avenia e al personale dei settori dei lavori pubblici per la professionalità dimostrata. L'aggiudicazione dei lavori della Mosella è la dimostrazione che quando la macchina amministrativa funziona i risultati arrivano. E per la cronaca, a Palma di Montechiaro viola il divieto di avvicinamento alla ex moglie e viene arrestato dai carabinieri in servizio. A Palma di Montechiaro i carabinieri della stazione hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di anni 39 di origine alicatesi per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L'uomo, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento all'ex moglie, è stato sorpreso all'interno dell'abitazione della donna in palese violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria. È stata la stessa vittima a dare l'allarme rientrando a casa dopo alcune commissioni e trovando l'uomo all'interno dell'appartamento. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha consentito così di bloccare l'indagato e di mettere in sicurezza la persona offesa. Al termine delle formalità di rito, come disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento, l'arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Lorenzo di Agrigento. L'episodio si inserisce nell'ambito dell'attività di monitoraggio svolta dall'Arma dei Carabinieri sul rispetto delle misure di protezione adottate a tutela delle vittime di violenza domestica, a conferma dell'attenzione riservata alla prevenzione e al contrasto di tali fenomeni. E la Polizia di Stato di Agrigento ha tratto in arresto un uomo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando circa 1,2 kg di cocaina in zona campo sportivo ad Agrigento, in servizio. Nell'ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di stupefacenti disposti dal Questore, la squadra mobile di Agrigento, durante un servizio di controllo del territorio, in particolare in zone frequentate da pregiudicati, ha notato un furgone in sosta in zona Stadio e Seneto presso una strada interna senza sbocco che conduce ad alcune palazzine. Insospettiti della presenza del furgone, i poliziotti della squadra antidroga di Agrigento si sono avvicinati in maniera discreta per procedere a un controllo di polizia, cogliendo di sorpresa il conducente che, a domanda della sua presenza sul posto, ha solo vagamente accennato che si trovava in quel luogo per motivi di lavoro, senza dare altre più plausibili spiegazioni. A fronte di questo comportamento più agitato dell'uomo, i poliziotti, dopo aver acciuccato i pregiudizi per reati contro il patrimonio e avendo dunque ritenuto che potesse avere sull'auto arnesi da scasso, grimaldelle e quant'altro, hanno proceduto a un controllo più approfondito dell'auto e hanno riscontrato sotto il sedile dell'autoguida un involucro avvolto dal celofan trasparente contenente oltre 1,2 kg di cocaina pura nell'abitacolo del veicolo. Inoltre i poliziotti della squadra mobile di Agrigento hanno rinvenuto una macchina elettrica confezionatrice per sottovuoto
di 9 buste e numero 2 rotoli per sottovuoto ritenuti funzionali al frazionamento della droga. All'interno del marsupio l'uomo inoltre custodiva un portafogli contenente la somma di circa 1.000 euro e la chiave di un'altra auto a lui in uso rintracciata a poca distanza dal posto di lavoro dell'uomo. All'interno dell'altra auto i poliziotti della squadra mobile agrigentina hanno trovato anche una somma di denaro di circa 27.000 euro, del tutto incompatibile con la posizione reddituale dell'uomo, quindi ritenuta provento di un'attività di traffico e spaccio condotta dall'uomo nel mercato agrigentino. Quindi la polizia ha sequestrato il panetto di cocaina, l'ingente somma di denaro in contanti e il materiale di confezionamento. L'uomo è stato così tratto in arresto da poliziotti della sezione antidroga della squadra mobile di Agrigento e condotto su disposizione della procura di Agrigento presso il carcere. Sono riusciti a entrare in una villetta di Viale dei Pini a San Leone e dopo aver scardinato una persiana hanno rovistato dappertutto. I malviventi hanno trovato un borsello al cui interno vi erano custoditi circa 3.000 euro in contanti. Poi sono scappati. Là in azione in pieno giorno nella località marinara agrigentina. A fare l'amara scoperta del furto è stato lo stesso proprietario della casa, un 56enne, una volta rientrato. All'uomo non è rimasto altro che presentare la denuncia alla polizia. Al via le indagini per risalire agli autori, al vaglio degli investigatori, le immagini delle telecamere e degli impianti di sorveglianza della zona. Trovato alla guida di un minivan utilizzato per trasportare i pendolari senza le necessarie autorizzazioni per effettuare il servizio di noleggio con conducente, quindi sono scattati il ritiro della patente, il sequestro del mezzo ai fini della confisca e la sanzione amministrativa molto pesante. A effettuare il controllo nei giorni scorsi sono stati gli agenti della Polizia Municipale di Agrigento. Dagli accertamenti è emerso che il veicolo veniva utilizzato ogni giorno per il trasporto di lavoratori pendolari diretti fuori dalla provincia, in totale assenza dei requisiti della legge. A seguito del controllo, i vigili urbani di Agrigento hanno proceduto al ritiro della patente di guida, al sequestro del minivan ai fini della confisca e all'elevazione di una sanzione amministrativa. L'intervento si inserisce nell'ambito delle azioni di contrasto alle violazioni del codice della strada e alla concorrenza irregolare nel settore del trasporto pubblico e privato. Incontri nelle scuole per parlare di prevenzione, quelle svolte dall'ASP di Agrigento, in particolare del primario di pediatria all'ospedale, dottor Giuseppe Gramaglia, al quale abbiamo anche chiesto qual è la situazione nel suo reparto in questo periodo in cui il virus dell'influenza sta colpendo tanti bambini. L'intervista al dottore Gramaglia. Quanto è importante oggi parlare di prevenzione, siamo qui all'Istituto Gallo di Agrigento con una equipe che l'ASP ha messo a disposizione. È una situazione che noi ormai portiamo avanti da diversi anni, questo perché esiste un decreto assessoriale firmato allora dall'assessore Lucia Borsellino che aveva fatto un protocollo d'intesa col Dipartimento Scolastico Regionale, con la dottoressa Maria Luisa Chiaramonte. Altofonte. Che cosa è successo? Hanno gestito questa situazione di questo decreto per dare delle funzionalità di sicurezza per i soggetti diabetici che si trovano nelle scuole, anche per garantire loro assistenza pronta per evitare i gravi episodi di ipoglicemia. Che cosa facciamo noi? Insegniamo agli insegnanti e al personale OTA delle scuole, così come egregiamente ha voluto anche la preside Pisano, insegniamo quali sono le organizzazioni di tipo tecnico-sanitario da portare avanti per evitare le complicanze di una crisi ipoglicemica nei soggetti diabetici, che possono portare alle convulsioni, alterazioni neurologiche importanti e qualche volta anche a problemi di natura cardiocircolatoria grave. Ora, per fare questo abbiamo creato
uno staff che è formato da medici della diabetologia pediatrica, ormai struttura semplice aggregata alla struttura complessa della unità operativa complessa che io dirigo da tanti anni, per cercare di informare e formare questi insegnanti e questo personale OTA. Abbiamo messo sopra uno staff che ognuno di noi si occupa, io mi occupo del problema amministrativo e quindi della normativa legislativa regionale, poi c'è la collega che si occupa della diabetologia vera e propria, quindi come patologia, poi c'è un'altra collega che si occupa dei mezzi di cura dell'ipoglicemia e abbiamo anche una brava psicologa che comporta il sussidio da dare a queste famiglie che hanno bisogno di emergenza e di essere assistite nel problema delle loro figlie, siano essi piccolini, siano essi più grandi. Dottore Gramaglia, lei è il primato del reparto pediatria dell'ospedale di Agrigento, ecco, ci parli di questo momento in cui questa forte influenza colpisce un po' tutti, in particolare i bambini. Ecco, qual è la situazione allo stato attuale? Ma la situazione è tutto sotto controllo. Vi devo dire che abbiamo diversi bambini, soprattutto i più piccoli, che grazie alle vaccinazioni che sono state fatte contro il virus respiratorio sinciziale hanno abbattuto del 45% i ricoveri ospedalieri. Quello che noi vediamo essenzialmente sono dei bambini raffreddati che vengono portati dopo 5-6 giorni di terapia domiciliare e che si fanno le broncopolmoniti. In quel caso diventa più difficile affrontarlo e hanno bisogno naturalmente di terapia antibiotica aerosolica più adatta di quella che viene fatta a domicilio. Quindi nessun allarme, si era paventato un allarme relativamente al periodo, ecco. Assolutamente no, nel reparto di pediatria di Agrigento è tutto sotto controllo, abbiamo la presenza di medici abbastanza preparati e pronti alla sicurezza dei pazienti ricoverati e poi, ringraziando anche la triade strategica, riusciamo ad avere anche, per esempio, per quanto riguarda i tamponi, riuscire a capire quando trattasi di influenza di tipo A o di altro tipo di problematica. Per esempio incide molto in questo periodo anche il micoplasma. Che consigli dare magari? Consiglio da dare alle famiglie di non venire subito in ospedale, però dopo 3-4 giorni di febbre allertarsi, perché a volte non viene percepita e che il bambino possa avere una complicanza del virus respiratorio e quindi magari avere forme di polmonite che possono essere curate meglio in ambiente ospedaliero. Al via da qualche giorno le iscrizioni al nuovo anno scolastico 26-27. In merito abbiamo ascoltato la dirigente scolastica dell'Istituto Gallo, Giovanna Pisano, che ci illustra le tante novità sull'offerta formativa della sua scuola. L'intervista. Le iscrizioni al nuovo anno scolastico sono iniziate. Ecco, il vostro istituto offre un'ampia gamma di scelta a chi si vuole approcciare all'istituto superiore. Sì, sono appena iniziate le iscrizioni, quindi le possibilità di scelta per i ragazzi che stanno per completare il percorso della secondaria di primo grado e la scuola superiore. E noi come Gallo Sciascia offriamo un elevato ventaglio di opportunità formative, scolastiche, supportate da un personale scolastico altamente qualificato, da un corpo docente ad elevata professionalità e da locali e strumentazioni laboratoriali veramente all'avanguardia. Da quest'anno, oltre ai corsi già collaudati, che per quanto riguarda l'istituto professionale consistono nell'enogastronomico, ospitalità alberghiera, invece per quanto riguarda l'istituto tecnico abbiamo indirizzi del tipo costruzione, ambiente e territorio, meccanica, meccatronica, energia, conduzione del mezzo navale, ma anche amministrazione, finanza, marketing, turismo e anche l'informatica, quindi notevole possibilità di scelta, ma dal prossimo anno ci sarà
sarà anche l'opportunità di iscriversi ai percorsi quadriennali per l'istituto tecnico a indirizzo agronomia che offrirà ai ragazzi la possibilità di conseguire il diploma in 4 anni, riuscendo a seguire un percorso che, pur mantenendo sempre una sistematicità nella formazione scolastica, teorico-pratica di laboratorio, sarà svolto in collaborazione con l'ITS Academy Sicani e anche con imprese operanti nel territorio, nel settore agroalimentare e agroindustriale, che hanno già dato la loro disponibilità, e quindi siamo in partenariato. Questa è un'importante novità che dà un valore aggiunto alla nostra scuola e che permette veramente ai ragazzi di trovare la loro strada, sia per quanto riguarda terminato il quinquennio e i 4 anni per il percorso della filiera tecnologica subito dopo il diploma, oppure continuare gli studi universitari avendo libero accesso a tutte le facoltà. Ritengo veramente di poter rassicurare ragazzi e genitori del fatto che la nostra scuola è una scuola altamente inclusiva, una scuola che cura tutti, cura chi è fragile ma anche gli eccellenti, per i quali vengono pensati e programmati dei percorsi speciali, ma soprattutto una scuola che attenzione al ragazzo, cioè attenzione al processo di crescita, perché siamo tutti consapevoli che soltanto un ragazzo sereno, un ragazzo che vive la sua esperienza scolastica con gioia e con piacere, può effettivamente predisporsi all'apprendimento delle varie discipline. Il Parlamento siciliano sarà parte civile nell'eventuale processo al presidente Gaetano Galvagno, per il quale la Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per peculato, truffa e per un caso di corruzione. Questo quando deliberato dal Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale riunito a Palazzo dei Normanni. Alla riunione era presente anche il presidente Galvagno, che ha chiesto e fatto mettere a verbale che il Consiglio si esprimesse sulla base dei precedenti pareri dell'Avvocatura dello Stato su casi analoghi per l'ex presidente dell'ARSI Gianfranco Miccichè, accusato di peculato in un'altra inchiesta cui gli avvocati dello Stato proposero all'ARSI di costituirsi parte civile. In Sicilia 108 farmacie rurali, 23 nel Palermitano, sono state ammesse ai bandi del PNRR per potenziare i servizi sanitari territoriali, prorogata fino al prossimo 27 febbraio. La scadenza per le nuove domande diventeranno presidi sanitari avanzate nelle aree interne. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo. Con gli avvisi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, del 2021 prima e del 2025 dopo, le farmacie rurali siciliane hanno voluto adeguarsi al nuovo modello di farmacia che ormai è rappresentato da una farmacia che guarda nell'interesse dei cittadini a operare una serie di servizi. L'hanno voluto fare adeguandosi, investendo su quei centri rurali che sono i centri lontani dalle aree cittadine, dove è più facile accedere al farmaco e accedere ai servizi, e che rappresentano molto spesso l'unica istituzione sanitaria presente sul territorio. Lo hanno voluto fare dando un segnale chiaro alla cittadinanza di quello che può essere la nuova farmacia, ai nuovi ruoli che il farmacista in farmacia ha assunto grazie al decreto sostenibilità e alla legge di bilancio di quest'anno. Servizi che molto spesso salvano la vita, mi riferisco in particolar modo alla telemedicina, alla possibilità di refertare un elettrocardiogramma, un oltrepressore, un oltrecardiaco a distanza e farlo attraverso un centro autorizzato di cardiologia. Questo è un aspetto importantissimo, come lo sono alla stessa stregua le analisi di prima istanza, le analisi che possono essere effettuate in farmacia e che molto spesso rappresentano uno stato di salute che successivamente può essere evidenziato, qualora i parametri non fossero regolari, al medico di famiglia o allo specialista. Una farmacia che cambia, una farmacia pronta ad affrontare le sfide del futuro, e quindi apprezzo e sono certo che questo sia un passo in avanti fondamentale, l'operato del ministro del PNRR Tommaso Foti,
di prorogare la scadenza del 2025 per le farmacie rurali al 2027. Saranno tante altre le farmacie che potranno adeguarsi in favore dei cittadini e ringrazio la struttura di emissione del PNR di Palazzo Chigi per aver operato in maniera concreta per l'interesse della salute generale dei nostri abitanti, dei nostri siciliani. E l'ANAS in azione per l'emergenza nevi sulle strade provinciali. I colleghi di Messina. A seguito delle intense precipitazioni nevose che hanno interessato il territorio nei giorni scorsi, ANAS è intervenuta con personale e mezzi specializzati per assicurare la regolare transitabilità di alcune strade statali che attraversano i Nebrodi in provincia di Messina. In particolare, tra il 9 e l'11 gennaio sono stati portati a termine importanti interventi lungo le strade statali 116, Randazzo-Capodorlando e 120 dell'Etna e delle Madonie, nei tratti compresi tra i centri neve di Floresta e Cesarò. Per circa 48 ore il personale ANAS si è alternato senza interruzioni nelle attività di prevenzione e rimozione della neve, caduta in maniera abbondante lungo le statali, garantendo così la continuità della circolazione per l'intero fine settimana. Sul posto hanno operato 10 cantonieri specializzati ANAS, supportati da 4 mezzi spargisale e spazzaneve. Ulteriori interventi hanno riguardato la strada statale 289, in corrispondenza di Portella di Femmina Morta, area nebroidea situata a 1524 metri sul livello del mare, che rappresenta il valico più alto attraversato da una strada statale in Sicilia. In questo caso ANAS ha impiegato 11 cantonieri specializzati con il supporto di 3 camion spazzaneve e un trattore dotato di pala spazzaneve. Inaugurata a Monreale la 4ª casa della comunità dell'ASP di Palermo, un investimento con i fondi del PNRR da oltre 900.000 euro per le sanità di prossimità. I colleghi di Palermo. La settimana inizia bene con un dato di fatto concreto, la realizzazione di una struttura di quella sanità così intermedia di frontiera che servirà da polmone per evitare da un lato l'intasamento degli ospedali quando non ve ne sarà bisogno, dall'altro lato una corretta assistenza nei confronti dei pazienti. Su questo campo della sanità chiamiamola di frontiera, siamo in perfetta sintonia, in perfetta regola. Questo è stato sempre così, sin da quando mi sono insediato ho trovato dei dati positivi, oggi sono eccellenti. L'inaugurazione di una casa di comunità che è un hub, tra l'altro, quindi con un'organizzazione un po' più complessa e che per noi rappresenta in maniera simbolica l'inizio di questo nuovo percorso organizzativo che riguarda non soltanto naturalmente l'ASP di Palermo, ma ogni provincia della nostra regione. Sono in tutto 146 le case di comunità che stiamo per aprire e naturalmente i tempi ristretti, perché saranno tutte aperte entro il 31 di marzo, non ci consentiranno ovviamente di essere presenti in ogni sede. Di queste 8 già sono funzionanti, 53 siamo proprio in questa fase in procinto di poterle aprire. È una giornata che rimarrà sicuramente nelle nostre pagine di storia, quelle più belle, perché una casa di comunità che si inaugura nel nostro territorio rappresenta un passo in avanti verso quella eccellenza che in realtà dovrebbe accomunare un po' tutte le realtà municipali, e speriamo che questa possa essere la strada che ognuno inevitabilmente deve percorrere per raggiungere un futuro migliore. È un primo passo importante, è qualcosa di straordinario, perché poi i servizi saranno fondamentali per i cittadini che avranno la possibilità di avere una sorta di ospedaletto sotto casa, per cui oggi guardiamo con rinnovato ottimismo a quel futuro che inevitabilmente ci porterà a grandi e nuove sfide. La partita si vince rendendo operative tutte le case di comunità, tutti gli ospedali di comunità, quindi il contenuto è ancora più interessante del contenitore. Qui abbiamo la possibilità da subito di avere entrambe le cose, quindi anche il supporto con le specialistiche darà sicuramente un impatto importante e va nell'indicazione di quella svuotare, di ridurre la pressione sui pronto soccorsi che in questi giorni a livello nazionale è particolarmente all'ordine del giorno.
Linea alla regia per la pubblicità. A causa delle recenti mareggiate, a Lipari al via i controlli sulla viabilità stradale. I colleghi di Messina. Si è svolto un sopralluogo istituzionale sull'isola di Lipari, con la partecipazione del direttore generale della città metropolitana di Messina, Giuseppe Campagna, del responsabile del servizio di gabinetto, Gaetano Maggiolotti, e del consigliere metropolitano Antonino Russo. Quest'ultimo aveva già sollecitato un intervento urgente attraverso una nota ufficiale nella giornata di domenica. I rappresentanti dell'ente si sono recati nella frazione di Acqua Calda per verificare direttamente le criticità causate dalle recenti mareggiate che hanno colpito il territorio. Particolarmente attenzione è stata rivolta alla strada provinciale 180, infrastruttura strategica per i collegamenti dell'area, che ha subito danni e disagi a causa dell'azione del mare. Le mareggiate hanno infatti evidenziato problemi di sicurezza sulla carreggiata, con possibili ripercussioni sulla viabilità e sull'incolumità degli utenti. Il sopralluogo ha permesso di acquisire un quadro dettagliato della situazione, fondamentale per individuare le misure più opportune da adottare nel breve e medio periodo. Al termine degli incontri, il direttore generale Giuseppe Campagna ha annunciato la creazione di un tavolo tecnico che coinvolgerà il comune di Lipari e gli enti competenti, con l'obiettivo di coordinare gli interventi necessari. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco metropolitano Federico Basile, che ha ribadito l'attenzione dell'ente verso il territorio eoliano. La città metropolitana è vicina ai cittadini e continuerà a monitorare con la massima attenzione le criticità sulla strada provinciale 180. Il lavoro congiunto con il comune e la protezione civile è fondamentale per garantire soluzioni efficaci e tempestive. E per lo sport il mister Pietro Infantino ritorna sulla panchina della Castrum Favara con il vice Dario Di Fo. Ha seguito per noi la conferenza stampa il collega Giuseppe Moscato. Le interviste. La Castrum Favara riparte da Pietro Infantino, ritornato in panchina per far risalire la china ai giallo-blu relegati in zona play-out. La società favarese sceglie il passato per provare a ritrovare il futuro. Ieri sera la conferenza stampa di benvenuto, o meglio di ben tornato. Infantino è apparso anche un po' emozionato, ma sicuramente pronto a ripartire e sicuro della stima e della fiducia di società, presidenti, dirigenti, tifosi e tutto l'ambiente. Con il tecnico di Cammarata, che nella scorsa stagione aveva conquistato una salvezza preziosa e firmato un brillante avvio dell'attuale campionato, anche il suo secondo, mister Dario Di Dio. Una decisione rapida e per certi versi sorprendente, maturata subito dopo la risoluzione consensuale con mister Nicolò Terranova per dare una scossa immediata dopo 3 sconfitte consecutive e un periodo complicato sotto il profilo del gioco e dei risultati. Domenica la Castrum Favara va a Milazzo proprio contro l'avversario dell'ultimo successo di Infantino prima dell'addio. Un incrocio simbolico che può segnare una nuova ripartenza. A voi le interviste in sala stampa con mister Infantino, Dario Di Dio e il direttore generale della Castrum Favara, Giuseppe Cusumano.
Direttore Cusumano, perché vi siete affidati? Vasame, l'amore rivoluzionario, il dialogo continua, grande partecipazione al talk finale al Teatro Pirandello, in scena Marisa Laurito ed Enzo Gragnanello, protagonisti di un racconto intenso che intreccia parola, musica e sentimento, capace di coinvolgere il pubblico dall'inizio alla fine, tra sorrisi, silenzi, carichi di emozione, un finale accolto con grande calore. Vediamo uno stralcio. No cappiella, cure nastere che rosa, stiva miezza 3 o 4 chantose e parlava francese e così. Grazie a voi che rimanete con noi ancora qualche minuto, facciamo una chiacchierata con Marisa Laurito, Enzo Gragnanello, accomodatevi. Ci avete travolto con questa musica, questa canzone napoletana, quest'amore per Napoli e credo anche per il nostro meraviglioso paese, che è l'Italia. Canzone d'autore, fantastica. Una canzone d'autore, è quest'area di Napoli che ha travolto il Teatro Pirandello. Abbiamo avuto un pubblico stupendo, quindi vi ringraziamo perché avete un teatro che è magnifico, che ha una grande storia, quindi bisogna conservarlo bene e fare solo spettacoli belli qua dentro. Secondo me bisogna prendere esempio dai napoletani che hanno dimostrato ancora una volta quanto amano la loro città e quanto la sanno difendere. E forse noi a volte qui in Sicilia, ad Agrigento, pecchiamo un po' da questo punto di vista. Invece, ma perché non c'avete una città come Napoli? Ma come si fa? No, sto gioco, io credo che invece l'Italia sia tutta meravigliosa, noi la attraversiamo anche Enzo con la sua... dice che il sud è meglio, però no, certo noi siamo un po' sudisti anche lui veramente, però devo dire che veramente viviamo in un paese stupendo che è l'Italia e quindi dobbiamo cercare veramente di conservarlo bene. E anche voi la Sicilia è lussuriosa, ogni volta che veniamo io sono felice, non so quanto abbiamo, no, racconta quanto hai mangiato. No, racconta tutto quello che ti sei fidato di mangiare da quando sei arrivati in Sicilia. Quando mai? Come quando mai? Parmigiani di melenzane, cannoli, brioche, granite, arancini e arancine, a seconda di poi. Non è vero. Cassate! Non lo so, credo che... Ho assaggiato tutto, è vero. Cannoli. No, non è che ha assaggiato tutto, si è strafocato qualcuno. Senti, ma adesso vedremo se c'è qualcuno che vuole fare una domanda qui dal pubblico, ma intanto volevo chiedervi, veramente, voi che girate tanto, che girate tutta l'Italia, ma ce l'avete un teatro del cuore, un teatro che veramente vi tocca l'anima più di tutti gli altri? Ma il
nostro teatro veramente lo abbiamo dentro, interiore, dove sta il cuore, perché questo è un lavoro, cioè, è un tempio, l'essere umano, il suo corpo è un tempio, già, capite, è come fosse il teatro più bello dell'universo. Enzo Granagliello e Marisa Laurito, che non è la prima volta da dirigente. E poi voglio aggiungere una cosa, che il teatro non lo facciamo solo noi siamo sul palcoscenico, ma poi c'è il pubblico, certo. E c'è un'energia che fluisce e gli spettacoli non vengono, lo stesso spettacolo non viene sempre bellissimo, perché molto dipende dal pubblico. Abbiamo attraversato dei teatri, è vero Enzo, che non erano come voi. Ecco, bravi. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.